Nella rubrica di Veneto Globe, dialogando con, oggi presentiamo un giovane, perché veramente è giovane, Giacomo Zangrando, che con molto coraggio ha affrontato il problema dello sviluppo di un pezzo di montagna, ma non l'ha affrontato piantando patate solo, lo ha affrontato coltivando fiori. Giacomo Zangrando abita a Damos di Cadore, una frazione, o meglio, un gruppo di case nel comune di Valle, nel censuario di Valle. Giacomo, buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori. Buongiorno, buona Come è giornata. nata questa scelta? Allora, diciamo che l'azienda agricola da Mosh nasce, ha una storia un po' complicata perché nasce, diciamo, da una piccola tragedia che è successa qui ad Amos, che 4 anni fa purtroppo ha preso fuoco la casa. E era una casa vecchia, però centenaria, aveva più di 100 anni. E da quel giorno lì io e la mia famiglia abbiamo deciso di riattivare il territorio di Damos, quindi abbiamo pensato di coltivare la terra, quindi un ritorno mio da parte sulla terra. Quindi da lì ho iniziato a coltivare le erbe officinali, patate, ortaggi, e quindi ho iniziato a coltivare i fiori delle erbe officinali, quindi la calendula, l'iperico, l'echinacea, e dopo da qui abbiamo dato vita a una linea cosmetica, quindi dalla coltivazione dei fiori, un'essiccazione, e dopo le abbiamo portate a trasformare quindi in prodotti cosmetici naturali. Perché è arrivato a coltivare fiori? Beh, diciamo che durante il mio studio, diciamo, per iniziare l'azienda agricola, le ho pensate un po' tutte, e diciamo che i fiori comunque in montagna hanno una buona durata, quindi facendo la prima prova ho visto che andavano bene. Da lì ho iniziato a integrare varie tipologie di fiori, quindi ho visto una durata maggiore che magari in pianura, col caldo, l'affa, qua con il clima che c'è ancora, per fortuna riescono a svilupparsi bene e durare anche di più. Ecco, la sua linea cosmetica che è nata da questa coltivazione è però completamente innovativa, perché io so che per esempio voi coltivate delle patate per fare una crema per le mani. Sì, abbiamo allora l'idea è un po' particolare perché comunque è nata da una storia un po' così, perché anche mia nonna mi raccontava che anni fa si usavano le fettine di patate per mettersele negli occhi, che idratavano gli occhi, dagli occhi rossi e tutto. Noi abbiamo fatto con le nostre patate, abbiamo dato vita a un latte corpo, un bagno schiuma e anche una componente per le creme mani. Quindi l'amido delle patate è emoliente e quindi rigenera la pelle, la smacchia, ed è utile, diciamo, per il corpo umano. Com'è stata la risposta del mercato? Allora, ovviamente è una fascia che non comprende tutti, perché i prodotti cosmetici va a categorie, magari non so, le donne, le ragazze hanno più interesse, ma ho visto anche nell'ultimo periodo anche un avvicinarsi degli uomini, quindi una cura un po' del corpo, un po' migliore eventualmente dai classici cosmetici che magari compri al supermercato e tutto quanto, perché i nostri prodotti io non ho il marchio biologico, ma ho la, diciamo, garanzia, fiducia che i fiori vengono coltivati in un posto pulito, quindi privo di inquinamento, privo di materie. Anche per la stessa coltivazione io non uso nessun tipo di pesticida, di cose, cioè quello che dà la terra io raccolgo, così Perciò insomma. voi da una disgrazia, perché sono venuto anch'io mentre stava ancora bruciando la vostra casa, voi state trasformando in un'opportunità, perché voi avete trasformato un angolo, un posto bellissimo per la chiesa di Damos che c'è lì nelle vicinanze, in uno splendido assortito di fiori e di colori, unico penso nelle Dolomiti. Ma Eh, voi però fate anche poi,
state ancora finendo di ricostruire la vostra casa, un po' da quanto mi ha detto anche il papà, voi non vi limiterete solamente a gestire questa linea di creme, queste cose, ma voi arrivate a fare anche un centro culturale, è così? Sì, diciamo, questo è il sogno mio, sarebbe quello, quindi integrare la campagna, l'agricoltura al sociale. Cioè, quindi l'obiettivo di Damos anche prima dell'incendio era che se tu passavi comunque trovavi qualcuno qua davanti alla casa e avevi l'occasione di fermarti, fare due parole, bere un bicchiere di vino e cose così. Adesso col fatto che abbiamo attivato anche gli spazi e la casa ci permette eventualmente di fare anche delle iniziative, il mio sogno sarebbe di integrare la campagna col sociale, quindi fare iniziative, fare pubblicazioni di libri, far venire i bambini, fare un circolo che una persona può venire ad Amos e scoprire una cosa e lo stesso io posso scoprire qualcosa dalle persone che passano, quindi un'integrazione, diciamo. Ecco, io so che fra i vostri amici più affezionati c'è anche una cantante che sta diventando famosa nel Veneto, Erika Boschiero, che una cantante che è stata presa simbolo anche come donna, hanno premiata come donna migliore di Treviso per un anno per la sua attività sociale e musicale. Come è nata anche questa amicizia? Beh, diciamo, questa riguarda un po' mio padre, che ovviamente è uno che ci tiene tantissimo qua al territorio, quindi l'anno scorso è venuta qui a fare, diciamo, delle prove musicali, quindi si sono riuniti qua col gruppo e hanno fatto le prove per l'album e quindi è un segno che ad Amos si possono integrare tante realtà e quindi creare tante connessioni anche diverse tra loro e magari trovare un punto comune che Ecco, soprattutto in questo periodo penso che ne abbiamo bisogno un po' tutti, visto quello che stiamo passando. che vuol dire che la vostra casa è stata costruita anche con un criterio acustico in grado di sopperire a tutti i bisogni di una registrazione audio, televisiva, visiva. Sbaglio? No, no, dice bene. Le faccio un esempio che durante il lockdown, quindi quando eravamo chiusi qui e io mi ritengo fortunato ad essere stato da Mos, che magari in altri posti dove magari si poteva sentire più la sofferenza, mi sono permesso di girare le casse, avevo delle casse musicali verso Caralte e quindi durante il fine serata mettevo la musica ad alto volume che quindi anche Caralte potesse sentire un po' di musica buona e tirarsi su un po' il morale e farsi forza. Diciamo Una così. domanda, che musica era? Ho dato, diciamo, spunto tutta musica italiana, da Rino Gaetano, De André, ehm, Bennati. Così. La vostra casa era l'abitazione di un certo Aldo Adamos. E, L'alpino talmente forte che è riuscito a portare un mortaio da 81 sulla cima dell'Antelao. Se lo conosce questo fatto? sì, a ricordo sì, ci sono tante cose. Io purtroppo lo zio l'ho vissuto forse troppo poco per quello che era, avrei voluto conoscerlo un po' meglio, quando ero piccolino ancora quando che se n'è andato, Quando se diciamo. n'è andato, sì. Io lo ricordo benissimo anche perché in onore suo era stata creata una squadra di calcio, la Real Certo, Damos, giusto? Che ha funzionato giusto. per alcuni anni, chiaramente come tutte le cose vanno e vengono. Damos è però famosissimo perché la chiesa che ha nello sfondo, che avete nello sfondo voi, è la primissima chiesa del Cadore, almeno in questa zona. Perché? Perché lì c'era il passaggio della strada e il punto di incontro di chi dalla pianura portava il sale a chi portava il legname dalla montagna verso Venezia. Adesso Certo. questa chiesetta è aperta, è chiusa, si può visitare. Beh, la chiesetta è, diciamo il simbolo esatto di Damos, perché ovviamente come storicità, come ha detto lei,
diciamo, l'emblema qua del posto, e anche perché magari è un po' inaspettata arrivare qui e trovarsi una chiesetta un po' sperduta nel bosco, quindi il fascino è quello. Dopo ovviamente noi abbiamo l'onere di tenere le chiavi, quindi ai passanti, ai turisti concediamo il fatto di visitare anche gli affreschi bellissimi che ci sono dentro, e quindi siamo un po' i custodi, adesso siamo effettivamente qui della chiesetta, quindi cerchiamo di tenere sempre. Tanto per spiegare agli ascoltatori l'importanza di questa chiesa, una chiesa che è nata, si presume, ancora prima del 1300. Nel 1991 sono stati scoperti degli affreschi del 1360 di scuola tolmezzina, cioè della Carnia. È il primo esempio di affresco conosciuto in Cadore, tanto per dire qual è il valore. Torniamo un momento alla sua linea di creme e di fiori, perché anche questo conta. Senza i fiori, senza le creme, anche la carne di Damos non esisterebbe, se non Certo. almeno come tradizionalmente, no? Dove diffondete voi le vostre creme, le vostre linee? Come fate a fare marketing? Allora, noi siamo partiti inconsciamente senza la casa, quindi rischiando tutto. E abbiamo iniziato a fare i mercatini, quindi i mercatini basati più o meno sul naturale, ma anche sugli ortaggi, quindi magari, non so, le feste del radicchio, le sagre montane, tutto, quindi partecipiamo ai mercatini in piazza. Dopo ci siamo affiliati a vari magari negozi, a posti turistici dove abbiamo 2 o 3, diciamo, dove metti i prodotti, allora loro ce li vendono. Adesso effettivamente con il posto pronto noi speriamo che la gente, anche se è un posto un po' fuori mano, venga qui ovviamente prima per conoscerci, dopo per comprare eventualmente i nostri prodotti. Quindi proprio da Mos stiamo dando vita a un punto vendita, e un domani speriamo di riuscire a attivare anche una piccola forma di ristoro, che quindi una persona può trovare un panino, una birra e ovviamente gli ortaggi che coltivo. La chiesa di Damos, che vive una confinazione stranissima, perché fa parte del censuario del comune di Valle, però la parrocchia è di Tai, come Sì. anche la vostra casa è divisa praticamente in due, no? Così. Sì, siamo in Ma, una ma zona per, franca. sì, ecco, la vostra zona lì è stata presa come sede per le feste estive del gruppo Alpini di Pieve di Cadore. Certo. Quest'anno purtroppo la festa è saltata, perché come sappiamo, però si ritornerà. E che prospettive avete voi anche sul piano turistico? Perché turisticamente è molto valida la chiesa. Noi ci auguriamo, come penso lei, ma tutti quanti, che quello che stiamo passando finisca nei modi migliori possibili, quindi che si possa tornare a una normalità, soprattutto in montagna, perché la montagna con gli spazi che offre, diciamo, è più avvantaggiata eventualmente di un posto in pianura, di una città, quindi hai la possibilità di comunque far vivere le persone e farli eventualmente fare delle iniziative. Io mi auguro tanto che da qua, ormai forse quest'anno no, dal prossimo anno già iniziare a darci dentro sia qui ad Amos che anche fuori, limitrofi ad Amos, quindi iniziare a fare delle iniziative che servono prima di tutto a fare una connessione con le persone, quindi riattivarci e restare attivi. E la seconda, fare eventi, quindi proporre quello come io e come tanti altri, penso agricoltori, ma chiunque lavori, di tornare alla normalità per una vita un po' più serena di quello che stiamo passando, perché Sì, non è semplice. Samos è anche, fa parte, è costruita e fa parte del parco archeologico della Greola, perché lì da voi passa la strada della Greola che collega Perarolo con Valle di Cadore, l'antica strada romana che è ancora lastricata in parte con i sassi del passaggio dei carraggi dei romani. Questo potrebbe portare anche un vantaggio anche per voi, se non vado errato.
come gente, certo. come passeggiatori, anche come collegamenti. È un sentiero abbastanza semplice, quindi è ammissibile a tutti, ai bambini, a famiglie, tutto, quindi è abbastanza semplice come sentiero ed è particolare perché comunque ha varie tipologie anche di bosco, cambiamenti, panorama, e finisce con il ponte, è molto interessante, diciamo. Sono quasi 4-5 chilometri, quindi non è tantissima passeggiata e dai l'arrivo ad Amos o viceversa l'arrivo a valle, che comunque è un buon sentiero, diciamo, dai. Da qualche anno, da quanto mi risulta, da quanto mi ricordo e che conosco, è diventato il passaggio anche per un gruppo di capre che vanno a, come si può dire, a mangiare l'erba giù a Caralte e poi ritornano a valle nella stalla. È una festa anche per voi questa, no? Certo, certo, ovviamente sì, ovviamente sì. Sono cose belle queste perché comunque è un po' come rimanere qualcosa nel passato ma nel presente, quindi anche gli animali, avere il contatto con gli animali. Io stesso non ho esperienza, ma vedendo così anche le persone che seguono gli animali è una cosa, penso, positiva da vedere che si va avanti a avere questi progetti qui. Ecco, adesso voi con i vostri progetti svilupperete in futuro anche questo discorso. Avete anche dei programmi di sviluppo? Quanti siete che lavorate là? Eh, momentaneamente sono io che lavoro sui cambiamenti. Dietro di me ho mia madre e mio padre che siamo, diciamo, la famiglia che stanno gestendo un po' tutto, quindi ci siamo un po' divisi i ruoli. Mia mamma segue un po' più la cosmetica, mio papà ha seguito ovviamente i lavori della casa e io seguo i lavori dei campi. Il sogno sì sarebbe riuscire a sviluppare i progetti che abbiamo in mente per riuscire eventualmente anche a dare possibilità ad altri di venire qui a lavorare. Il mio sogno sarebbe quello di riuscire a dare anche qualcosa altrui, perché ovviamente da solo in questo periodo qua è un po' duretta stare dietro a tutti i campi, alle coltivazioni, a dar da bere alla sera, cioè è una cosa abbastanza impegnativa, cioè la raccolta che da solo ovviamente è abbastanza impegnativa, però la sto seguendo io quest'anno che è proprio il primo anno effettivo che non ho neanche aiuti perché ovviamente c'è stato un po' tutto di mezzo, però bisogna tenere duro. Allora noi ci fermiamo qua. Ringrazio Giacomo Zangrando per il suo impegno e mi Grazie. auguro che la sua attività abbia veramente un grande successo, anche perché è una delle attività del futuro, non è un'attività del passato, è un'attività del futuro. Allora, grazie a Giacomo Grazie e ai mille. nostri ascoltatori che ci hanno seguito. Buona Buona giornata. giornata.